Allora, ho conosciuto Lia in Italia, è venuto a fare una specie di stage, non lo so, nel ristorante in cui io lavoravo. Io facevo il pizzaiolo, lei faceva la barista, ha iniziato a fare la cameriera, poi dopo ha cominciato a fare la barista. E niente, mi è piaciuto subito il suo sorriso, ha un sorriso magnifico, mi sono innamorato subito del suo sorriso, di quella voglia sempre di fare, di aiutare il prossimo, mi è piaciuto molto già dall'inizio e niente, mi sono innamorato. Poi dopo ho cominciato a venire qui per vedere un po' la situazione, come era Kazan, ho fatto qualche vacanza per vedere come potrebbe essere anche la vita qui, insomma, ecco. E niente, poi abbiamo deciso di sposarci, abbiamo comprato casa qui e mi sono trasferito qua. L'inizio, devo dire, è stato molto complicato perché comunque essendo in un paese nuovo, in una città nuova, grande, a differenza della mia città, che comunque la mia città non è molto grande, ecco, in Italia. Però mi sono trovato subito bene, il lavoro con la lingua, insomma, ecco, all'inizio ho avuto difficoltà a imparare il russo perché non è una lingua che viene dal latino, dunque non è come parlare in inglese o in spagnolo o in francese, la lingua russa è completamente diversa, ecco. Però pian piano con l'aiuto anche della Lia, mia moglie, sono riuscito un po', ecco, a masticare la lingua russa. Dopo ho cominciato a trovare un po' di lavoretti anche per vedere com'è la cucina russa, perché comunque qui la tradizione è molto diversa dalla mia, la cultura culinaria è molto diversa. Ho visto un po' la situazione com'era, che piatti piacciono fare in Russia, che tipo di carne, di pesce, cosa possono mangiare le persone, ecco. Senza abbandonare comunque sempre il mio lavoro, che è il pizzaiolo, perché comunque il pizzaiolo, essere pizzaiolo è la mia vita, ho sempre fatto questo lavoro e penso che continuerò a farlo. Niente, poi dopo un po' di anni mi sono stancato, ecco, di lavorare, dopo aver appreso comunque tanti piatti russi, conoscendo un po' la cultura, ecco, della cucina russa, ho deciso di aprire la pizzeria. La pizzeria che in collaborazione con il mio amico abbiamo aperto la società, ho dato il nome della mia terra, ecco, del mio territorio, si chiama Pizzeria Salento. All'inizio pensavamo che sarebbe stato difficile, ma stiamo andando molto bene, sono molto contento. Ecco. E niente, vediamo cosa ci aspetta il futuro. Io mi sono innamorato di questa città, di Kazan, non credo di tornare più in Italia, ecco. Io sto molto bene qua, mi trovo molto bene, amo questa città, amo la Russia. Non tanti sono abitanti, però dai, ci possiamo accontentare. Даниэль, siz татарча беләсезме, аңлыйсызмы? Mikrofon yaratalım. Рәхмәт бик зур. Пожалуйста. Сау булыгыз.